È Oscar Bernardi, il nuovo presidente della Confartigianato della Marca Trevigiana. L'elezione ieri sera con il voto unanime da tutti i mandamenti, segno importante di coesione di tutti i territori. 56 anni, artigiano del settore edile e immobiliare, è già stato presidente del mandamento di Castelfranco. È consigliere di Veneto Garanzie e siede nel Consiglio della Camera di Commercio. Passaggio quasi naturale con l'uscente Vendemiano Sartor che lascia al termine del suo mandato. Tanti i fronti aperti per il neopresidente, primo tra tutti il lavoro che non manca in termini di quantità ma di professionalità. Non conosco ditta artigiana oggi dei vari mandamenti che non abbia oggi la richiesta di avere del personale. Chiaro che questo personale non può essere personale, passatemi, di un livello un po' basso, ma sicuramente con qualche corso di aggiornamento o di formazione sicuramente possiamo dare la possibilità a molti di venire a lavorare nelle nostre imprese. Oltre alla formazione è la lotta alla burocrazia, l'altro grande tema che richiede un confronto chiaro con le istituzioni pubbliche. Cercheremo di essere sempre attenti a tutte le necessità che hanno i nostri soci, i nostri artigiani, ma sicuramente il rapporto che avremo con le istituzioni pubbliche sarà quello di avere un contatto sempre diretto e a distanze brevi. E per il presidente Bernardi la prima spina nel fianco da togliere riguarda il bonus del 110% sulle ristrutturazioni. La confusione che è nata su questo tema è troppo elevata a questo livello, secondo me. Abbiamo qualche difficoltà a reperire dei materiali, abbiamo dei costi che stanno aumentando, abbiamo già fatto comunque delle interpellanze a chi di dovere e vedremo come ne potremo uscire. Faremo un focus proprio per dare un po' di chiarezza su tutto quello che sta avvenendo oggi e lo faremo sia per dare la possibilità a chi ha già iniziato queste operazioni nelle proprie abitazioni, sia per i nostri soci che comunque hanno bisogno di essere supportati. La normativa purtroppo cambia repentinamente e su questo dovremmo essere tutti informati. La partenza è buona comunque. Sì, dai.